Federico Esposito, ricercatore di Prisma Lab, avete portato alla Facoltà di Ingegneria Università Federico II Animal, questo quadrupede che fa tante cose. Certamente. Esattamente. Allora, questo quadrupede è utilizzato per svariate applicazioni. Nasce come robot per l'ispezione nelle aziende, ma noi in quanto centro di ricerca abbiamo deciso di espandere ciò che può fare e quindi lo utilizziamo per l'assistenza, ad esempio, agli ipovedenti, come se fosse un cane guida, o ancora nell'ambito agricolo per fare ispezione e poi estirpazione di quelle che possono essere erbacce. Ecco, che utilizzo c'è, Federico, di questo robot? Le aziende lo chiedono, lo vogliono per quali compiti? Le aziende lo immaginano principalmente per poter ispezionare cose che un umano potrebbe fare ma in modo noioso, ripetitivo e faticoso, mentre questo robot può essere riprogrammato per imparare un percorso, ripeterlo, prendere i dati e riportarli sempre, ad esempio, ad un'area di controllo. Quello che facciamo noi è andare oltre, quindi magari le aziende adesso vogliono solo ispezione e noi immaginiamo di poterlo riutilizzare anche in ambiti agricoli oppure per la società. Società, mi diceva, anche per quanto riguarda, diciamo così, la questione delle persone non vedenti. Certamente, perché i cani guida costano molto, richiedono tanto tempo per essere addestrati e poi sono degli animali, quindi ovviamente non possono comunicare con un essere umano. Il mio progetto di dottorato è proprio quello di riuscire a trasformare un robot quadrupede in un aiuto per i ipovedenti in modo che essi possano navigare in modo più sicuro, poter comunicare in modo umano con questo robot e quindi riuscire ad avere più libertà. Una coproduzione svizzero-italica. Giustissimo, il robot è di Anybotics, che è un'azienda svizzera, ma il nostro laboratorio, il Prisma Lab, Eccellenza Campana, è un laboratorio dove stiamo riprogrammando questo robot per insegnargli a fare sempre più cose.